quella pedalata tra le isole di Venezia. Lasciato il Lido, sbarchiamo all'isola di Pellestrina, un lembo di terra senza paragoni, tra il porto di Malamocco e Chioggia. È la barriera più meridionale della laguna di Venezia. Mantiene inalterata quella natura scontrosa, ma al tempo stesso accogliente. L'esplorazione dell'isola inizia all'Oasi di Caromanna, una riserva naturale con spiaggia, dune di sabbia e pineta retrodunale. Più di 100 le specie di uccelli che la abitano. Un paradiso incontaminato. Qui ci troviamo a Pellestrina, un'isola di Venezia, tra il Lido di Venezia e Chioggia. In questo momento il pescatore sta tirando su il cogolo, appunto una rete a forma di imbuto, dove il pesce è quasi costretto ad entrare dentro questa rete, bravissimo. Il pesce, diciamo, di questo periodo sono i go, classici go, il classico risotto da go, e i granchi poi appunto diventano anche delle esche per pescare altri tipi di pesce, e poi questo granchio verso fine anno, novembre, dicembre, si trasforma da granchio, cambia pelle, si trasforma in moeca, quindi le classiche moeche che sono molto gustose e buone da mangiare. Abbiamo la fortuna di, oltre che mandare avanti questa tradizione del pescatore che da secoli va avanti e si tramanda da padre in figlio, la fortuna anche di mangiare appunto del pesce fresco, non solo nei ristoranti ma anche nelle case dei pescatori. Qui, sin da bambine, le donne imparavano a ricamare con il tombolo. Da 6 anni si lavorava subito, si imparato. Sì, presto. Il primo lavoro che lei genitori Sì. insegnava era questo? Questo per prendere i soldi. Era per vivere proprio una Sì, volta questo sì. lavoro. Io imparò che mi piaceva, fra l'altro.
Queste signore hanno realizzato un merletto da record, ben 645 metri, come la lunghezza dell'isola da faro a faro, e tutto di prezioso cotone, tessuto magistralmente con il tombolo. Il cotone da tombolo è un filato che ha più giri di quello che si fa all'uncinetto, perché lavorare con quello all'uncinetto diventa troppo morbido. Invece questo da tombolo ha più giri, più ritortolo. Questo è il merletto, Ecco. questo è il tombolo. Oh, ecco. Invece quello che finimos è merletto. Merletto. Allora merlettaggio. Qui siamo appunto davanti al litorale di Pellestrina, queste sono delle palafitte dove i pescatori, specialmente in passato, svolgevano gran parte del suo operato in queste palafitte e lasciavano qua appunto parcheggiate le loro reti. Adesso ce ne sono molto meno e si spera, c'è in progetto anche appunto che queste palafitte possano diventare in futuro, per il bene dell'isola, per dare occupazione, per dare sviluppo, possono diventare una specie così di iti-turismo, di agriturismo, dove il turista, dove le persone che abitano anche a Venezia o Chioggia o nei dintorni o i Veneti, possono venire qua appunto a gustare le nostre specialità. Qui sono nati i campioni della voga alla veneta. Tutti vogano alla stessa maniera. C'è uno che fonda più remo, uno che si allunga, uno che si accorcia, uno che voga più in piedi, uno che si destira di più, che piegando la gamba davanti. Perciò bisogna sempre andare in cerca della voga, ma c'è un segreto che la voga in piedi c'è pochi che la capiscono. Perché ognuno degli altri abbiamo una voga che fa correre la barca con manco fatica possibile. Ma quando che si trova, non si è detto che resta tutta la gara o tutto l'allenamento. Se perde e se torna un'altra volta, si casca in una voga che la barca corre manco. Gli altri puntiamo, questa società in particolar modo, punta sui fiori dei piccoli, degli elementari e delle medie. Perché questa voga qua, se la sei fatta da piccolo, può darsi che ti riesci, quando ti grande, anche a capire certi segreti, o se no, quando che ti grande, mettiti a vogare, ti sei sempre metà dell'altro che comincia da piccolo.